Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Anche adesso che la mala del Brenta è morta e sepolta, due ex affiliati, Antonio Maniero e Giuliano De Checchi, continuavano la loro attività criminosa dedicandosi agli assalti ai bancomat e al traffico di droga. Gli uomini della squadra mobile li tenevano d'occhio da tempo. Sicuramente possiamo dire di aver individuato e neutralizzato al momento due grossi personaggi appartenenti alla ex Mala del Brenta, che sicuramente avevano addentellati per tenere su un fiorente traffico di stupefacenti e sicuramente per il materiale che abbiamo rinvenuto soggetti in contatto con altri individui pronti a alcuni assalti a bancomat. Maniero è stato trovato con 210 grammi di cocaina e aveva in casa passamontagna, ricetrasmittenti, cellulari e un jumper, un apparecchio per interferire nelle comunicazioni con i telefonini. Perquisita l'abitazione di De Checchi, sono stati rinvenuti altri 50 grammi di cocaina. Lo stupefacente gira sempre in quantitativi importanti, la domanda evidentemente è alta e nel caso di specie non solo è stata trovata cocaina allo stato puro, quindi di grosso valore commerciale, ma anche in un campo prospiciente, un'abitazione di uno dei due arrestati, delle piante di marijuana. I due soggetti pericolosi, a suo tempo pezzi da 90 della banda di Felicetto Maniero, erano attivi per lo spaccio nel Piovese, ma compivano assalti ai bancomat in tutto il Veneto e nelle regioni vicine.